Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione da TVA Notizie. Sia come sia è sempre il Dalmolin a essere in primo piano. Quest'oggi è toccato al movimento non violento del tavolo della consultazione entrare in scena con il blocco di alcuni camion della ditta che sta iniziando i lavori di demolizione della pista. Il servizio. Stavolta il presidio non c'entra. A entrare in azione sono state le sigle che si riconoscono nel tavolo creato a suo tempo per la consultazione popolare contro il Dalmolin, da Rete Lilliput ai Beati Costruttori di Pace, dal gruppo di Altra Vicenza a quello di Pax Christi, fino al sindacato RDB Cub e ai Verdi. Una ventina di esponenti di questo variegato mondo ha dato vita quindi a un'azione non violenta per fermare oggi i camion della ditta edile Isnardo Carta, che hanno iniziato a fare la spola su viale Ferrarin in coincidenza con i lavori di demolizione della pista. Hanno prima fermato un camion, poi è arrivata la polizia, sono volate parole grosse prima e poi qualche spintone. Niente di eccessivo, ma segno che la tensione è sempre pronta a riesplodere. I manifestanti hanno quindi chiamato il comando di polizia locale affinché i vigili controllassero che i camion abbiano l'autorizzazione al transito, cosa trasportino e dove, e le verifiche sono state fatte. Nel frattempo, lo stesso movimento invita la cittadinanza a organizzare in proprio simili iniziative di disturbo. Con un volantino hanno stabilito le istruzioni per l'uso e avvertono anche su eventuali rischi. Sostengono che in assenza di un progetto definitivo, l'ultima sentenza del Consiglio di Stato non assegna alle autorità americane la possibilità di entrare nell'area e demolire, ma si tratta ovviamente di una posizione che ha valore relativo. La domanda è solo una: quanto ancora si potrà andare avanti così? Il sit-in del tavolo della consultazione riprenderà domani mattina alle 9, lo scrivono oggi in un comunicato i responsabili della protesta, che oggi ha ottenuto il risultato di sottoporre a controllo i camion in transito su viale Ferrarin, un controllo esteso anche al prelievo di campioni da parte di ARPAV per verificare il tipo di materiale che viene asportato dall'aeroporto. L'assessore Dalla Pozza, che nel comunicato viene dato per presente, ha invece precisato che si è detto semplicemente disponibile a incontrare una delegazione di manifestanti. Lo stesso Dalla Pozza ha precisato che chi sta lavorando lo fa sulla base di autorizzazioni che hanno tutti i crismi della legalità. Il coordinamento studentesco, assieme agli studenti No Dalmolin, chiama a raccolta per sabato prossimo. Una manifestazione è convocata per le 8:30 del mattino in piazza Matteotti. Vogliamo che tutta l'area torni a disposizione della cittadinanza. Per far questo bisogna bloccare i lavori in maniera efficace. È quello che si legge in un comunicato emesso stasera e che invita alla partecipazione studenti, professori, maestri e maestre. Vogliamo sapere che cosa succede alla falda, al traffico nei consumi. Questa in sintesi la richiesta che Variati fa nella sua lettera, che spedirà domani al governo per avere lumi sul futuro del Dalmolin. Venezia fa finta che tutto vada bene e allora noi ci rivolgiamo direttamente al capo dell'esecutivo. Variati l'aveva annunciato il giorno stesso della riunione, l'ultima della conferenza dei servizi, appuntamento che aveva lasciati esterrefatti tecnici ed assessore Lazzari. Soprintendenza e regioni in quella sede avevano dichiarato che non ci sono problemi ambientali per la costruzione di una EDEL 2 al Dalmolin. Oggi Variati, ancora bloccato da una fastidiosa influenza, ha fatto sapere attraverso il suo portavoce Jacopo Bulgarini d'Elci il contenuto della lettera che domani spedirà a Berlusconi. Anzitutto vuole sapere che succederà alla falda una volta realizzate le nuove caserme, cui sommare gli eventuali effetti della realizzazione delle opere viarie. Il secondo problema che solleverà la lettera sarà relativo alle ripercussioni dell'insediamento sulle reti tecnologiche, tra cui acquedotto, energia, gas e fognatura. Altro tema delicato riguarda l'aspetto paesaggistico, soprattutto perché la tipologia urbanistica ed edilizia del nuovo insediamento non è stata considerata in sede di conferenza dei servizi veneziana. Infine verrà affrontata la questione dell'accessibilità all'insediamento e del relativo flusso di veicoli, in particolare nella fase della costruzione della caserma. E per finire, chiedendo la valutazione di impatto ambientale, Variati vorrà vederci chiaro anche sulle opere complementari dalla tangenziale nord alla nuova pista, con tutti i relativi impegni, visto che al momento il governo non ha messo su queste voci nemmeno €1.